Oggi viene scritta una bella pagina per la nostra Sicilia, finalmente ai lavoratori dell'ESA, ente sviluppo agricolo, dopo 12 anni viene riconosciuto il diritto di avere equiparato il proprio stato giuridico ed economico a quello degli omologhi dipendenti regionali. Ad affermarlo è il deputato parlamentare agrigentino della regione, onorevole Carmelo Pullara, che afferma come, grazie all'incessante attività della Commissione speciale di indagine e di studio per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi, cui hanno partecipato assiduamente sia l'assessore regionale all'agricoltura Scilla, sia il dottore Caltabellotta, nella qualità di dirigente generale del Dipartimento regionale agricoltura e direttore generale dell'ESA, nonché i vertici stessi dell'ente sviluppo agricolo con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, è stato approvato il regolamento di organizzazione dell'ESA e l'equiparazione dei dipendenti alle omologhe qualifiche regionali, dando corso così a una delibera della Giunta regionale approvata nel 2000, cioè ben dopo 12 anni, è rimasta fino ad oggi nel cassetto, determinando per tale inerzia una ricaduta negativa a tutti i lavoratori dell'ESA. Il parlamentare della Lega e presidente della Commissione speciale di indagine e di studio per il monitoraggio delle attuazioni delle leggi, onorevole Carmelo Pullara, commenta come finalmente dopo 12 anni viene approvato il regolamento, nel rispetto dell'obiettivo strategico del rilancio dell'ente sviluppo agricolo. Con il nuovo regolamento approvato sarà quindi riconosciuto al personale dell'ESA il diritto di aver equiparato il proprio stato giuridico ed economico a quello degli omologhi dipendenti regionali. Il dottore Caltabellotta, audito in presenza, continua il presidente della commissione Pullara, in commissione per la verità in precedenza anche l'assessore Scilla aveva dato anticipazioni, ha relazionato sull'iter per arrivare a questo grande risultato che mette la parola fine a questo capitolo che aveva visto per lungo tempo i lavoratori dell'ESA nel limbo in attesa di un diritto oggi finalmente riconosciuto. La legislatura non è ancora terminata, conclude Pullara, c'è ancora tempo per ravvedersi per il presidente Musumeci, per gli assessori e dirigenti che hanno oggi deciso con la loro ingiustificata assenza, boicottando i lavori della commissione, di non dare ai siciliani le risposte dovute dalla politica.